congelamento. No. Ci disse a mezz'ora, io pomeriggio, a mattina faccio pizza e pomeriggio mi vio a Maria di Filippi, di Miriam. Io mamma settai pomeriggio, mi sa si chiama Caterina, si Caterina, si viene qua. Si ma fare, si giglia, interessante, me la affari giuste. Me la affari giuste. Aspetta, se me la affari giuste, si sta messa ora. I deficit, interessante, che sopra ci si un me la rovinare. Prima ci si vedi chi su giusto, me la fai il giusto, ecco. No, si sente, aspetta, no, se me la fai che so cazzo si bello giusto, quindi qui piglia, mi scippa a mezzo giglia, mi scippa, poi io mi metto in uno specchio, e io come la pigliai, no, ci disse, ci mettiste in mano. Poi non sarei più, cuore di Gesù, tu mi cigli non mi tocchi più. Se mi fai giusto di sotto e di sopra, una toccare ti si chiude, basta. Alberto. Lo sa. Salma. Ottavio. Top secret. Ottavio. Capiste? Mi sono sempre. Io non ho bambino nello specchio, maronna, mi passa. L'occhio mi dà un unico, perché le vanno mi dà. Certo. E ci sta messo. Basta. Ci ti ma non mi tocca. Certo. Ora ti sono. Perché mi sciarrea qui da buona. Siamo solo lo stesso sangue, capiste? Io devo diversi caratteri, io pure, perciò io come la pigliai, io a domani che sai. Capiste? E io appena loro glieli faremo, se la faremo toccare da questa mia amica, glieli faremo fare. Ma non si sono messo più. No, no. Ma no, lì per 3-4 anni ancora puoi stare senza fare le sopracciglia. No, no, e poi mi sono messo. Mia sorella passa qualche anno. No, poi mi sono messo, io ho un ufficio apposta. Oh, ma ci sto questa cosa. Ma tu ci sei veramente ignorante, va. Perciò ci si mi rovi un giglio. Poi giglio, poi comunione. Basta, ci dice. Ma non mettere più. Una l'aria. No. E ora invece vai dall'estetista, Maria? Chi te li fa adesso l'estetista? Sì. L'estetista. Hai visto che problema? O li fai buoni, se no ce li metti mano. Certo, giglia. E invece una volta ti sei messa le ciglia finte? Sì, appena me le messo, non sentivo, sai, la confusione. Perché io me l'ha messo mai i gigli che si finti sopra. Le ciglia finte, non Sì, le hai messe? no, appena me le misero, mi sentiva. Sì. Anche perché c'erano tutti brillantini in fondo. Li vedevi, avevi l'occhio diciamo un po' appannato. Tipo Moiro Ferro. No, che davanti a un nave. Che bella. Perché io me l'ha messo mai, capisci? Perché io mi avessi abituare. Sì. Giglia finta. A casa dovreste fare l'allenamento con le ciglia. Non per cogliere arance però, ci va qui ciglia. No, certo. Però adesso ti sono cresciute, queste tue sono le ciglia, belle lunghe le hai. Basta adesso un po' di mascara e già. Ma tu sai ce ne sai femmine con un anno che ci mettono la matita? Nelle sopracciglia, sì. Beh, l'ha visti? Ah, sono quelli che ce l'ha fatti tua sorella. Forse dove passa tua sorella non cresce più il giglio. È come Attila. No, meno male che va, che mi cresce più. Cresciuti. No, perché io mi Quanti scandai, anni vero? fa è successo questa cosa? Ah, beh, E da allora non le toccate più? un annetto. E non le toccate più? No, Sì, no. allora per Lo andare a 3 anni. facevamo con la matita le prime volte, ora un pochino ci sono cresciute. Perché poi è chiara e quindi le anche chiari. Ma com'era? Era No, senza ciglia no. Su internet c'è. Sì. La prima volta che ci siamo dati appuntamento. La canottiera, quando era la canottiera. No, ancora prima. giubbotto verde, capito? Giubbotto verde. Quindi Maria adesso hai questa serata. A ballo. Dove va a Ora ti vai fare? a cambiare. Sì, si deve cambiare.
perché